Buongiorno cari amici e simpatizzanti di Un Sorriso in Più e come sempre vi do il benvenuto nella mia rubrica Poesia e musica con John, 60° episodio. Veniamo alla mia canzone che oggi ho preparato per voi. Le volte precedenti vi ho presentato delle canzoni classiche, melodiche e anche diciamo un po' datate. Oggi vi presento invece una canzone moderna, si fa per dire, perché è del 1972. Intendo una canzone che non più melodica, perché è del periodo in cui sorgono i complessi musicali, ve li ricordate? Tipo, non so, i Nomadi, New Trolls, i Giganti, Dick Dick. È proprio dei Dick Dick, è la canzone che oggi vi voglio parlare. Il titolo è Viaggio di un poeta, scritta e composta da Vandelli e Zara. Questa canzone non è proprio una poesia, ma ci vuole raccontare qualche cosa. È una canzone un po' triste, ma ci porta ai primi anni 70, quando i giovani erano in subbuglio, come adesso del resto. Ma in quegli anni erano le prime volte che alzavano la testa e questo creava un po' di scalpore tra gli adulti. Ecco che questa canzone racconta appunto la storia di un ragazzo che abbandona la famiglia e il paese perché secondo lui in quel posto, come dice la canzone, non si poteva sognare, perché il destino era solo campi d'arare e niente di più. Allora cominciò a girovagare per il mondo e fatto esperienze, però ha capito quello che conta di più e ritorna sui suoi passi al vecchio paese della gioventù, dove trova la sua donna alla porta che l'aspettava. Ora vi leggo il testo, che è molto bello. Lasciò il suo paese all'età di 20 anni, con in tasca 2 soldi e niente di più. Aveva una donna che amava da anni, lasciò anche lei per qualcosa di più. Promise a se stesso di non ritornare al vecchio paese della sua gioventù, dove nessuno voleva sognare, i campi d'arare e niente di più. Cominciò così a fare il vagabondo, girando paesi e città, cercando fortuna in quartieri del mondo, dimenticando la sua povertà. Un giorno in casa di un grande poeta trovò dei ragazzi che parlavano di pace. Di colpo capì che era quella la meta che aveva raggiunto per essere felice. Ritornò così a fare il vagabondo, girando paesi e città. Voleva portare l'amore nel mondo, ma pensò al paese di molti anni fa. E senza un soldo in tasca tornò ancora verso casa e aveva capito cosa conta di più. Davanti alla sua porta c'era lei che lo aspettava, tutto come prima, e non chiedeva di più. Ora la canterò, non so se qualcuno la conosce, più che altro se se la ricorda, la può cantare tranquillamente con me e quindi buon canto e buon ascolto. Lasciò il suo paese all'età di 20 anni, con in tasca 2 soldi e niente di più. Aveva una donna che amava da anni, lasciò anche lei per qualcosa di più. Promise a se stesso di non ritornare al vecchio paese della sua gioventù, dove nessuno voleva sognare i campi d'arare e niente di più. Cominciò così a fare il vagabondo, girando paese e città, cercando fortuna nei quartieri del mondo, dimenticando la sua povertà. Un giorno in casa di un grande poeta trovò dei ragazzi che parlavano di pace. Di colpo capì che era quella la meta che aveva raggiunto per essere felice. Ritornò così a fare il vagabondo, girando paese e città.
voleva portare l'amore nel mondo, ma pensò al paese di molti anni fa. Senza un soldo in tasca tornò ancora verso casa, aveva capito cosa conta di più. Davanti alla sua porta c'era lei che lo aspettava, tutto come prima e non chiedeva di più. Senza un soldo in tasca tornò ancora verso casa, aveva capito cosa conta di più. Davanti alla sua porta c'era lei che lo aspettava, tutto come prima e non chiedeva di più. Bene, spero che vi sia piaciuta questa canzone. Ho detto prima una canzone moderna, per modo di dire, perché è abbastanza datata anche questa, ma diciamo che siamo a un tipo di musica che non era più quello melodico delle volte scorse. Bene, io vi do l'appuntamento per il 61esimo episodio, vi faccio un abbraccio, un saluto, un abbraccio e un bacio da John.